Il riconoscimento di un sito UNESCO porta con sé l'arrivo di turisti e visitatori da tutto il mondo. È il loro passaparola a costituire i successi o meno di un territorio. La qualità dei servizi e l'accoglienza di un sito diventa quindi fondamentale, come lo sono le scuole, che formano i nostri ragazzi, che troveranno collocazione nelle imprese ricettive e nella ristorazione delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità. In tal senso un esempio virtuoso viene dall'Istituto Beltrame di Vittorio Veneto, che conta ogni anno 850 studenti tra i corsi serali e diurni. La cultura dell'accoglienza è fondamentale per una regione come il Veneto, che è la prima regione turistica d'Italia. È ovvio che all'interno di questo ragionamento la fa da padrona il settore enogastronomico, che è un fiore all'occhiello di questa regione. Abbiamo al nostro interno 4 percorsi. Il percorso di accoglienza turistica, lo cito per primo perché nel nostro territorio avremo molto bisogno di persone che sappiano come accogliere le varie utenze e i nostri turisti. L'accoglienza turistica, dicevo, sala, bar e vendita, e poi abbiamo il percorso di enogastronomia e il percorso di pasticceria, che nel nostro istituto è declinato nella pasticceria da ristorazione. Sinergia è la parola d'ordine del Beltrame, perché collaborare con le eccellenze del territorio fa crescere i ragazzi. La visione che noi abbiamo è che l'istituto debba essere un laboratorio territoriale, artigiano. Per quale ragione queste 3 parole? Laboratorio perché dà l'idea della ricerca e sviluppo che l'istruzione professionale alberghiera deve fare per essere sempre al passo coi tempi, sia per quello che riguarda l'evoluzione nell'ambito del food, sia per quello che riguarda le tecnologie in questo settore. Il lavorare con le aziende del territorio, con le cooperative, adesso ovviamente non le cito, per noi è fondamentale. Questa è una scuola che da questo punto di vista ha avuto la capacità di utilizzare anche tutti i fondi a propria disposizione, sia nazionali e regionali che europei, per potersi dotare di strumenti, di strumentazione all'avanguardia,